Eder. Mech. Pallister. All'ex OPP c'erano 5 gradi in meno, e quindi, attualmente dalle analisi esperite sinora dalla medicina legale a Milano capisco quanto segue. Premesso che tali dati sono da me rilevati dal quotidiano locale e da quanto recepito in programmi TV. 1. L'entomologo con la sua apparecchiatura dice che nel mese di dicembre risulta che nel boschetto ci sono 5 gradi in meno di via Giulia. Mi viene da sorridere e mi chiedo cosa c'entra via Giulia, via Battisti. Allora perché non hanno fatto confronti con Barcola e magari con via Donadoni? Per me questo non significa nulla, primo perché la temperatura in quei 21 giorni non fu costante e cambiò naturalmente fra il giorno e la notte. Ho potuto anch'io rilevare le temperature di via Verrocchio di quel periodo e sono ancora a mia disposizione attraverso la mia applicazione fitness. Ebbene sono risultate sempre alte per mantenere un corpo ben conservato. L'operatore nel video dello scempio sottolinea la freschezza del cadavere al momento del ritrovamento. Comunque questo mi fa anche pensare che se in via Giulia c'erano 8 gradi, nel boschetto ce ne erano 3 positivi. Quindi mi viene da considerare che il corpo si sarebbe putrefatto dopo 21 giorni. Le escursioni termiche non avrebbero consentito la conservazione riscontrata da alcuni professionisti. La notizia quindi potrebbe risultare fuorviante. 2. La dattiloscopia ha confermato che sui sacchi non c'erano impronte, sono stati ora ricontrollati e non ci sono impronte. 3. Sui vestiti ci sono tracce deboli di DNA maschile ma forse frutto di contaminazione durante lo spostamento del corpo il 5 gennaio. Mia considerazione, era facile intuire la contaminazione visto che Lilly fu messa in un sacco, salma con cordino, vestiti, sacchi e sacchetti. 4. L'entomologo si concentra anche sullo studio degli insetti trovati sul corpo di Lilly. Ho sentito anche che alcuni professionisti, spero non medici legali, riconducono i segni lesivi sul volto di Liliana ad una caduta, alla decomposizione, ma come se dicono che il corpo era fresco. Oppure a mano terze, cosa molto più plausibile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.